step and we're on the moon. Next step into the stars. My, time flies, baby, we could be there soon. A one-way ticket to Mars. Siamo qua, vogliamo il Photoshop, cancella le rughe, Paola. Diamo inizio alla nuova edizione, mi auguro che fanno i migliori affari e che vengano tante persone oggi e domani a questa bellissima manifestazione. Allora, un ringraziamento a tutti quanti che hanno aderito, principalmente alla Gemma, che ha aderito al nostro invito a organizzare questa esposizione. Adesso passerei la parola al sindaco e all'Aido, anzi al circolo Gemma e all'Aido che hanno collaborato veramente, hanno lavorato solo per realizzarla. Grazie a tutti della vostra presenza. Buongiorno a tutti, sono il nuovo sindaco di Cesano. Probabilmente qualcuno di voi mi conoscerà perché sono l'ex presidente della Proloco, tra le altre cose, quindi la mostra Ebbe dintorni la conosco perché per 3 anni come presidente l'ho seguita, diciamo non in prima persona, perché in prima persona sono sempre loro i volontari che come ogni anno si adoperano perché si possa far sì che questa mostra venga vestita, quindi da Paolo e tutti gli altri della Gemma e dell'Aido. Siccome ormai è una tradizione questa mostra, da un anno, quest'anno è stata posticipata, di solito viene fatta a maggio, posticipata per diversi motivi organizzativi, ma ben venga perché non è neanche la prima volta che viene fatta nel periodo pre-autunnale, diciamo. Quindi si dà anche la possibilità di vedere esposti anche i funghi. Quindi è un'altra occasione in più questa, e vi ringrazio per questa organizzazione. E grazie a loro, grazie alla Proloco, può continuare questa tradizione. Io adesso come sindaco sono qua in modo così ufficiale per inaugurarla, ci tenevo a essere presente gli altri anni come presidente della Proloco, quest'anno come sindaco, perché per me è una delle manifestazioni più importanti dell'arco del Marmo a Cesano. Cioè non ce ne sono tantissime, tante più queste, anzi per me è un'occasione, è un momento per confrontarsi con il territorio, stare più vicini proprio alla nostra terra, perché come vedete oltre ai funghi nelle nostre terre ci sono esposte anche le piante autoctone del dottor Monfellini, ho avuto modo di conoscere. E ecco, questo legame proprio con tutto ciò che ci circonda, le piante, le pescelliere, il peperoncino quest'anno, cioè diverse cose che sono proprio legate al territorio. Un momento anche di occasioni per ritrovarci tra noi cittadini di Cesano e non solo. Quindi ecco, grazie ancora a tutti voi che
espositori, ma ancora un grazie e un applauso a chi ha organizzato e ha voluto questa mostra. Grazie mille. Un saluto dalla provincia di Bergamo, dal suo presidente e dal suo consiglio. La provincia di Bergamo ha patrocinato questa importante manifestazione che al 9° anno. Siamo veramente orgogliosi di poter esporre e di avere uno spazio come questo. Ringrazio gli organizzatori in prima persona, perché dietro questa fiera che voi vedete c'è un importante lavoro, soprattutto di conoscenza del territorio e di valorizzazione. La Gemma e l'Aido, dalla Proloco soprattutto, penso che siano delle associazioni al servizio dei cittadini, e portare ogni tanto qualcosa di diverso, ma sono 9 anni, però ogni volta qualcosa in più. Quest'anno abbiamo i funghi, poi i vari argomenti che sono stati trattati nei 9 anni sono stati sempre molto importanti, quindi sempre nel rispetto delle tradizioni e dei valori del nostro territorio, e gli espositori sono sempre più qualificati, soprattutto anche perché il nostro territorio ha bisogno proprio anche di queste piccole nicchie che poi fanno grande un territorio. Valorizzare un prodotto come lo zafferano penso che sia importante. Tra le altre cose, a breve la comunità montana della Valle San Martino, che è dotata di una rete turistica a cui partecipa anche il nostro comune, entrerà nei distretti agrari, quindi sarà un ulteriore forma di promozione all'interno della nostra valle. Quindi il prossimo anno si potrebbe fare qualcosa di più anche in collaborazione con gli agricoltori, che sono un po' quelli a chilometro zero, che sono un po' il fiore all'occhiello della nostra valle. Sono stati già selezionati alcuni prodotti e quindi pensiamo che diventi sempre più indispensabile la promozione. Come giustamente vi sottolineava il responsabile della Gemma, un ulteriore passo avanti è stato quello di aprire le scuole a questa fiera, e quindi diventa fondamentale che anche i ragazzi conoscano le erbe del loro territorio e cosa produce il sottobosco come i funghi e altri prodotti. Non mi resta che ringraziare gli organizzatori e buon affare a tutti e buon lavoro. Grazie.
voi l'avete fatto, quindi sai che non l'ho fatto perché... È elegante, ma selvaggia, versatile, ma potente. C'è la Compass Diesel CRT, la sua natura, puro a 21.900 euro, con cerchi in riga, clima, radio CT23 e cruise control. Offerta valida fino al 30 settembre su disponibili showroom, info su Jeep Official. Repubblica e l'Espresso presentano l'età moderna e contemporanea, a cura di Umberto Eco. Un viaggio affascinante tra le pagine di storia, scienze, arte, letteratura e musica della cultura occidentale. Dal 24 settembre il primo volume a solo €1,80 in più. Oggi con Ford risparmi su...
l'anno scorso, l'abbiamo preso con l'abbiamo messo nel vaso.